buonasera, si dà inizio al Consiglio Comunale, un appello da parte di tutto il segretario. Grazie Sindaco. Bagaglini, Capocchi, Gerone, Avezzini, Benzi, Rossi, Piccini, Pechini, assente. De Muro, No, è assente giustificato e per impegni di lavoro a Napoli. ok. De Muro, Sacchi, Denier, Baffoni, Sbrolli, assente. C'è il numero legale. Le comunicazioni del Sindaco saranno velocissime anche perché per chiarire una posizione non ai consiglieri comunali ma un organo politico che li rappresenta, è bene dare delle risposte almeno sostanziali. Come avete visto, Pechini è assente e ho detto che è assente perché è per motivi suoi di lavoro a Napoli. L'altra volta il sindaco giustificò di nuovo i Pechini assente dicendo che era l'annuncio. Poi non è mancato il Consiglio Comunale, è mancato soltanto il Consiglio Comunale lì, l'annuncio, ma il Consiglio Comunale continua a venire. Siccome nell'organo ufficiale del PD, con la Pachera, si è detto che il sindaco dice del fucile nel Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale del fucile nel Consiglio Comunale addirittura sarebbe la Procura della Repubblica, perché il Consiglio Comunale non dice la fucile, non è costituzionale, la cosa è grave, no? La fucile ordina mezza verità, dire la fucile che c'è scritto, è assurdo. Il collega, allora, Pechini Samuele non si è mai dimesso da capogruppo, le sue dimissioni è tuttora il capogruppo, si è dimesso soltanto da non è andato mai via dal gruppo politico del loro di piano, ancora fa parte del gruppo politico del loro di piano, l'ho chiesto a lui per contezza e per certezza. L'unica cosa è che non è continuatore del gruppo di piano, ma è tuttora capogruppo del Consiglio. Quindi le sue assenze sono assenze giustificate come politiche e qualcuno lo potrà rispondere quando afferma su certi organi ufficiali cose assolutamente false e non vere. L'unica comunicazione da dare era questa, per il resto sorpassiamo sulle liste civette perché ci sarebbe da raccontare, ma insomma se racconto veramente le liste civette, persone che sono primo credo che possano essere in grado di fare per la propria personalità, cultura, una lista civetta qualche un altro, per cui rimanda il mittente le battute delle liste civette preparate durante le elezioni comunali. E spieghiamo il mittente, proprio il mittente stesso, il mittente che scrive. Comunque il buon Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale importante, rendiconto del 2017 dell'approvazione, credo che fosse l'ultimo rendiconto che noi faremo, no? Facciamo il tempo a fare un altro. Dipende Pensa quando ci sarà l'elezione si sa più quando ci sono. Ma non si sa più. Un anno c'è, poi c'è la elezione di mandato, è ancora un po' di tempo ancora. Un anno più direttrici ce l'abbiamo ancora, per direttrici e per fare tante cose, quindi la prendiamo con spirito di servizio ma anche di divertimento nel senso di allegria, di cose. Di champagne. Di champagne. Dai, vediamo un po' questa cosa. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, rendiconto 2017, approvazione, parliamo un pochettino meglio, grazie, lo passo all'assessore di bilancio. Mancando il dottor Pasta qualche parola, comunque penso sia il caso di dirla. Una semplice relazione con
la quale noi diciamo che nella programmazione già del 2018-2020 era già ampiamente evidenziato l'impatto della riforma contabile introdotta dal decreto legislativo 118, che ha dato a disposizione in maniera di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, comportando per gli enti un radicale cambiamento con l'introduzione di nuovi principi contabili. Il nuovo pareggio di bilancio va a sostituire quello che era il vecchio patto di stabilità e l'obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio dei conti della finanza pubblica. La dimensione democratica in questo particolare infatti non è rilevante. In sede di bilancio il vincolo consiste nel raggiungimento del saldo di competenza non negativo tra le entrate e le spese finali. Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto e quindi fra certimenti ed impegni. Quindi l'applicazione dell'avanzo, che poi è la parte più importante di un rendiconto, che nella nuova contabilità spesso è un risparmio forzoso, non viene conteggiato tra le entrate. Il fondo pluriennale vincolato di entrata garantisce la copertura delle spese imputate secondo lo stato di attuazione dei lavori è stato inizialmente considerato rilevante solo per il 2016. Di fatto, pertanto, il nuovo pareggio continua a escludere fra le entrate rilevanti pari al patto l'avanzo dell'amministrazione. Infatti abbiamo sempre detto che questo è con l'armonizzazione del bilancio un grosso problema, perché le spese devono corrispondere alle entrate, l'avanzo non fa parte delle entrate, quindi la spesa è limitata e è data solo da quelli che sono i costi di mutui ed altre spese che non raggiungono mai quello che è l'avanzo. Infatti se si guardano le tabelle è abbastanza rilevante questo avanzo. E comunque diciamo che nella nostra gestione, come risulta dalla relazione delle revisioni dei conti, sono stati rispettati il saldo di finanza pubblica, il pareggio, le limitazioni, tutto quello che prevede la normativa. In questo prospetto riepilogativo, quello che evidenzia l'avanzo riporta un dato comunque consistente, perché poi va a sommarsi a quelli che derivano dalla pregressa gestione che non abbiamo avuto la possibilità di spendere. Quest'anno abbiamo della possibilità di spesa che risulta da una parte disponibile dell'avanzo di 847.000 euro, quindi ne abbiamo circa 250 che sono quelli liberi e spendibili. In più avremo 172.000 euro che troverete poi nell'altro punto dell'ordine del giorno che si riferisce alla relazione di bilancio, che abbiamo ottenuto come sblocco per la realizzazione di un progetto che riguarda la scuola elementare, completamento dell'adeguamento alle normative antincendio e al completamento di una parte che è ancora al rustico di uno dei piani della scuola elementare. Quindi diciamo che abbiamo dimezzato la possibilità, ci avanza ancora una cifra consistente, ma purtroppo il vincolo è questo. Direi che la sostanza è rappresentata solo da questa parte di possibilità di utilizzo dell'avanzo dell'amministrazione. Per il resto anche dalla relazione delle revisioni dei conti non emergono particolari questioni, anzi c'è un dato a un certo punto che riguarda il prospetto dei debiti fuori bilancio e si vede che si sta assottigliando fino all'ultimo esercizio 2017 di 27.000 euro rispetto alle centinaia che venivano dal 2016 e 2015. Io prenderei quanto è l'ammontare complessivo? Dell'avanzo dell'anno scorso? 2.100? Sì, e questo 2.140. Questo Allora, questi il non è che prima andava
No, questo è il 2 milioni sono costituiti dall'avanzo e dal fondo pluriennale vincolato. L'avanzo che possiamo utilizzare, che è riportato nella tabella, che c'è una parte di questo avanzo che è vincolato per legge, che sono i fondi di dubbia esigibilità, c'è un fondo di contenzioso e altri accantonamenti che riguardano gli accantonamenti di cautela che abbiamo per le questioni ancora aperte di debiti contenziosi in essere. Poi ci sono quelli derivanti da vincoli di legge, da trasferimenti, e per arrivare fino in fondo dove viene quella parte disponibile che sono gli 847 su quella su cui noi faremo i conti di spesa. Ma i soldi della ricostruzione sismico che veniamo all'interno del Ministero possono essere prelevati da qui? Allora sì, anche per quello in genere la finanziaria prevede la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per interventi relativi a scuole, caserme, c'è una graduatoria di ogni anno fanno la previsione e c'è la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione oppure fondi messi a disposizione direttamente dal Ministero. A settembre, quindi noi a gennaio abbiamo potuto chiedere solo lo sblocco di questo progetto perché si parla di progettazioni esecutive. Quindi l'unico progetto esecutivo che avevamo era quello dell'adeguamento della scuola, il completamento dell'adeguamento della scuola elementare. Avevamo anche presentato la domanda per l'ottenimento dell'adeguamento sismico, ma c'è stata rifiutata perché il sistema ministeriale ha riconosciuto che si trattava dello stesso edificio. Quindi 2 richieste sullo stesso edificio non l'ha accettata. E poiché il adeguamento sismico era un preliminare, questo invece era un esecutivo, è stato privilegiato l'esecutivo. A settembre-ottobre mi sembra ci sia nuovamente la possibilità per quanto riguarda fondi messi a disposizione del Ministero sempre per l'edilizia scolastica e lì contiamo di ripetere la stessa richiesta. Anche perché sugli adeguamenti sismici i risultati dopo 3 anni di lavoro degli ingegneri scambiati sono arrivati non più di 2 mesi fa, per cui noi abbiamo tutti i rilievi completi per tutte le scuole sulla problematica sismica dell'edificio sia delle scuole elementari che delle scuole medie, cosa che fino ad oggi, ogni volta che cambiamo l'adeguamento anche del genio civile sulla sismicità è cambiata anche di nuovo ora la legge ultimamente, erano continuamente a fare l'aggiornamento. Ora con questi dati che sono stati venuti possiamo fare domande effettivamente l'utilizzo dell'avanzo amministrazione dipende per queste possibilità. Vista la rilevanza della cifra e anche la complicazione, ho capito bene, di diversi provenienze di questa cifra, sarebbe bene mettere in modo fin da subito, compatibilmente con le possibilità che ha l'amministrazione, la ricognizione dei debiti esigibili dell'esercito, fa un quadro definito in modo tale che il prossimo anno di impiegare queste cifre. Tutto qua. Lo so che mi rendo conto che quando si parla poi della parte burocratica dell'amministrazione, cominciando è una delle aspettative anche nostre. ma siete voi che voi siete la parte che metteva in gestione la cosa, quindi vedete come si vuole fare. I rendiconti sono naturalmente una cosa tecnica, quindi una cosa di numeri, di spese effettuate. Nel documento ci sono 100
tagli di entrate che evitano le spese. I numeri sappiamo che sono onesti e quindi sono indiscutibili, se non nella considerazione di questo avanzo di amministrazione così consistente. L'invito di Barboni naturalmente lo rivolgiamo anche noi, soprattutto per una cosa. Non c'è niente, non c'è nessuna spesa per il Palazzo Bourbon. Con 2 milioni di avanzo di amministrazione io invito l'amministrazione a dare atto, se non altro, a quella mozione che fu approvata all'unanimità e con cui si deliberò tutti di fare un bando di idee per pensare a un consolidamento e successivamente a un riuso. Io ho estrapolato dall'elenco delle spese le voci che riguardano il Palazzo Bourbon. Nella prima colonna, che sono le previsioni, il confluire dei residui passivi, ci sono diverse cifre e che però non vengono poi utilizzate né spese e quindi finiscono nell'ultima colonna dove ci sono i residui oppure in una voce nella colonna della competenza, che è le spese in conto capitale, nei fondi vincolati. Quindi mi sembra di capire, anzi veramente chiesto numeri al segretario, che si sia pensato a qualche cosa, una convenzione, l'acquisizione per una cifra molto modesta, una copertura, e che poi a cui però non è stata data esecutiva. Ora, insomma, dell'importanza di questo palazzo, vi avrebbero detto, qualcuno ha detto quanto sei noiosa con il Palazzo Bourbon, ma insomma credo è un bene che insomma, riconoscibile da tutti, e quindi questo invito spero che questo avanzo di amministrazione così consistente perlomeno si possa pensare a qualche cosa, perché ci sono dei progetti, c'è un progetto per il consolidamento, perché se si comincia con un consolidamento, certo che è una cosa sovradimensionata per Don Castelnuovo, che è enorme, che è sproporzionata, ma c'è ed è, per molto tempo l'ho detto soltanto io, del suo valore architettonico e artistico, poi l'ha detto anche qualcun altro e voi lo sapete bene. Quindi noi queste cifre naturalmente derivano da una missione e da una visione dell'amministrazione espressa nel bilancio di previsione che noi non avevamo votato, e quindi questo rendiconto non lo voteremo. Non è detto che poi non si ricambi se c'è questa attenzione a questo tema, che è al centro del paese, che è di grande prestigio, che può essere utile all'amministrazione, ma in questa bruttissima sala di consiglio comunale potrebbe essere nel salone del Palazzo del Marchese, che è un salone, avete visto, bellissimo, che è nella parte, tra l'altro, la prima che si potrebbe utilizzare, perché è la parte più solida. Insomma, diamo atto, se non altro, diamo esecuzione, se non altro, a questa mozione che era stata accettata da tutti. Ci si era anche scherzato sopra, se non ricordo male, ci si era. Quindi allora, io ritengo che il Palazzo Bourbon, molte volte se ne parla, cioè che sia una cosa, un monumento artistico importante anche a livello non soltanto toscano, ma anche a livello nazionale, e questa cosa era abbastanza chiara, anche dopo l'intervento
può piacere o non piacere dal punto di vista caratteriale, ma dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista di competenze artistiche è discutibile. Il problema questo è levato anche, non è che l'abbiamo chiamato così dopo che la mattina Paragini si è svegliato, non conoscevo eccetera, anche perché è stato fatto lo studio che è un fatto ultimativo, ormai siamo alla fase finale dello studio fatto dall'Università degli Studi di Firenze, che appena sarà così lo metteremo a disposizione di tutti, in cui ci dice quelle che sono le caratteristiche. Ahimè c'è un problema, che questi soldi per legge non sono spendibili per quelle cose. Se la dottoressa Nasacchi riesce per legge a farli diventare spendibili, io garantisco che parte di questo avanza l'amministrazione per il bloccato, lo garantisco, lo spenderemo, ma non sarà possibile. Perché per legge non è possibile spendere questa amministrazione se non per caserme, scuole, e la legge l'ho fatta io. Non è possibile. Cioè, quindi dire al Consiglio Comunale che se io ho 2 milioni di avanzi d'amministrazione e ne voglio spendere 300.000 euro, 500.000 euro, 1 milione, ma anche 50.000 euro per il palazzo sul Ponte Monte, questi soldi non sono spendibili per legge per queste misure. Quindi se non sono spendibili io non posso raccontare questa cosa. Mettiamocene degli altri. Mettiamoci altri spendibili. Ma gli altri spendibili sono già attesi per le altre opere del comune, non è che l'abbiamo montati lì. Quelli spendibili mi sembra che non è che ci abbiamo giocato sopra, perché quelli spendibili quando saranno spendibili io credo che siano necessari per 1000 motivi utili ora all'amministrazione prima che venga consolidate, almeno sono 4,5 milioni per il consolidamento per fare il Ponte Monte. Qui abbiamo il problema che abbiamo una lettera in cui si dice bisogna uscire dalla biblioteca. Dove si va? Esiste il comune di Piancastagnaio un immobile dove andare al posto della biblioteca attuale? Andiamo al pranzo sul Ponte Monte? Nell'aula consigliare? Non ci si può andare, è inagibile. Ce l'abbiamo i soldi per ripristinarlo? No. Ci sono altri invece posti che il comune ha individuato e che dovranno poter arrivare alla definizione dell'acquisto anche di questi immobili eccetera per trasferirci parte di cose che possono essere messe a punto nell'arco di un anno. La biblioteca tra 6 mesi a giugno ci ha dato lo spazio esecutivo, ci ha detto dovete andare via. La biblioteca del comune, che è una biblioteca che sta funzionando benissimo. Abbiamo una lettera in cui conta proprietà privata, noi la rivogliamo, i familiari, eccetera, eccetera. Quindi dovrà trovare tutto. Quindi andare a raccontare alla gente che i soldi dell'avanzo dell'amministrazione che sono spendibili per legge, per le scuole, per le caserme e per gli immobili pubblici di questa natura non possiamo dire perché non è possibile. Dico, se la Nasacchi domattina, la dottoressa Nasacchi viene e ci porta che il Ministero del Bilancio, il Ministero degli Interni ci dà la facoltà di spendere dei soldi dell'avanzo dell'amministrazione, perché così è stato chiesto, sono spendibili io non li spendo. Con il bilancio attuale del comune di Piancastagnaio è impensabile che noi troviamo i soldi per il palazzo sul Ponte Monte, perché ci sono delle esigenze prioritarie rispetto a un palazzo che ancora non sappiamo né come usarlo eccetera. Non è per sfizio di fare un'aula consigliare che si può spendere 4 milioni soltanto nel consolidamento, perché per fare l'aula consigliare per arrivare soltanto a fare l'aula consigliare non è minuto, bisogna spenderci 7-8 milioni. Su questo è indubbia la cosa e d'avanzo. Allora, secondo me, siccome in questo momento è fermo anche dalle ultime indagini che sono state fatte, che non c'è pericolo di crollo, non c'è pericolo di nulla, facciamo le cose che servono oggi, immediatamente, perché questo paese va avanti per altri motivi, eccetera. Quello sarà un benefit. Vittorio Sgarbi non è venuto qui a caso, perché quando è venuto Vittorio Sgarbi e si è sviluppata una cosa del genere, si sono mosse molte cose che ancora non sono ufficiali, però ci sono dei canali che si sono aperti perché qualcuno si sta interessando effettivamente in questo palazzo del Ponte Monte, anche come acquisizione, come stanno facendo molte persone, molti addirittura di Londra, Cacelli, Sentire Caterina, la tenuta in contatto eccetera, ci hanno chiamato per vedere se possono mettere sul mercato internazionale dell'arte, perché non è che mettiamo qualcosa che non vale, sono pienamente d'accordo che vale. Lo stesso Piccini di Piancastagnale, lo dico con molta egregia,
ora attuale candidato sindaco, ma che a parte il sindaco a Biancaterra, comunque un uomo in cultura, un uomo che sempre Piccini si è interessato anche lui per fare dei bandi internazionali, eccetera. Non è che ci stiamo dimenticando, tanto ci vogliono gli studi, l'ultimo studio che ci viene consigliato ora, attraverso questo studio possiamo incominciare a mandare questa documentazione, perché dalla SIT di Londra ci hanno chiesto questa documentazione che abbiamo cominciato a inviare. Se si fa un percorso di questo genere, io credo che si possa fare. I comuni di Biancastagnari queste possibilità le ha già avute. I comuni di Biancastagnari queste possibilità, ti devo dire, dottoressa Anna Santi, le ha già avute. Mentre a Santa Fiora sono stati, poi uno può dire, ma Pagaggini fa un bilantato credito, perché quando era il ministero, ma che è questo bilantato credito? Dico, quando sindaco Pagaggini, allora non sindaco di Biancastagnari, era capo segreteria del Ministero dell'Ambiente e aveva la responsabilità del dissesto idrogeologico, l'unico progetto che è stato chiesto dai comuni di Biancastagnari sono stati 350.000 euro. E devo dire che non avevo plenato il tempo di Biancastagnari, non ho mai fatto nessuna opposizione, anzi, l'avrei potuto dare. Il comune di Santa Fiora ha preso 4 milioni e mezzo, il sindaco è sempre vivo. Il comune di Pitigliano, il dissesto idrogeologico, ha preso 4 milioni di euro. Il comune di Sirano ha preso 2 milioni e mezzo di euro, il comune di Manciano, tutti coloro che venivano con voglia di volontà, con progetti fatti, il comune di Biancastagnari non si è mosso, non si è mosso. Io lo dico con molta sincerità e tranquillità, non dico veramente con un spirito di tranquillità. A quei tempi Lorenzo Avanzati ti può essere testimone dei progetti che sono stati finanziati dal Ministero dell'Ambiente nelle varie zone della Piana, compreso il laghetto della Badia San Salvatore, si chiede a gente che era quella qui, amministratori che erano del PD, del PG, non erano deputati. Io ero capo segreteria del Ministero dell'Ambiente con Alternatione, dove ho potuto dare una mano a questa Toscana di qualsiasi colore l'ho data, poi comunque in Toscana in quella maniera, quindi l'ho data anche con piacere. Con piacere. Biancastagnari a quei tempi, quando c'erano possibilità, si è presentato soltanto un progetto da 350.000 euro. Mettiamo un po' piuttosto, non ne parlo. Non ne parlo perché non ne parlo. Ci sono stati richieste da queste amministrazioni che sono. Non facciamo ora, ti sto dicendo, in questo momento le cose sono cambiate, i soldi non ci sono, stiamo dicendo che siamo alla ricerca, non è che ce li siamo dimenticati, stiamo dicendo che noi siamo alla ricerca. Il fatto che abbiamo fatto all'università, il fatto che l'abbiamo valorizzato attraverso la venuta comunque di un critico d'eccellenza che è Sgarbi, eccetera, significa che questa amministrazione non è che sia disinteressata. Io credo che in questo momento Biancastagnari ha il discorso del riscaldamento da portare avanti, il discorso dell'acquisto del santuario della Madonna di San Pietro, non del santuario, eccetera, perché abbiamo bisogno come il pane di quello cane. Abbiamo avuto bisogno ancora per i carabinieri per i pompieri, se no se ne andavano, ma che restano detto, o ci mettete a posto noi ce ne andiamo dall'altra parte. E ripetere anche i pompieri dopo che abbiamo perso la finestra dei carabinieri a quelli assicuratori, che questo sarebbe stato non un danno per Biancastagnari, ma anche un danno per il territorio. Anche questa è stata una scelta forte, abbiamo messo a posto eccetera, l'abbiamo ospitato, completamente lì, se no se ne andavano. Un Monte Grezzo, il comandante provinciale, ha detto noi andiamo qui, questo è, quindi per dire, ci sono state delle emergenze che secondo noi erano più importanti, non più importanti. Noi spendere 4 milioni e mezzo per il consolidamento, non ci sapevamo nemmeno con tutti i bilanci di questi 5 anni, per il consolidamento e basta, non per usarlo, addirittura senza usarlo, quindi è un bel sogno che ringraziando Dio, siccome qui verranno i giovani, verranno le buone speranze, verranno altre proseguiranno quello che abbiamo cominciato anche noi, attraverso uno studio ben fatto che ci verrà consegnato ora, attraverso questa nuova precizzazione del bene che ci abbiamo per andare avanti. Comunque ho detto, se c'è la possibilità entro un mese, 6 mesi, 4 mesi di spendere 500.000 euro attraverso l'avanzo dell'amministrazione, ben venga, noi siamo disposti a spendere, ma attraverso l'avanzo dell'amministrazione. Per oggi la legge non ce lo consente. Devo dire, dato che stiamo entrando nella discussione di qualcosa che è annoso e
che diciamo risale all'89. Lo Stato ha già finanziato il consolidamento di quel palazzo con regolare progetto e realizzazione del primo stralcio più la suppletiva. Il secondo stralcio, che è stato approvato dal quarto Consiglio Comunale, non è stato mai presentato alla Protezione Civile perché quello era un impegno triennale che l'avevamo chiesto questo. Ho capito, dico, ma se questi materiali poi non vengono spesi, ragazzi, allora che vogliamo? È così, ma sono serio. Tu sei la memoria storica di questo ma tranquillo, c'è fatto di cose ti possono verso le mani e dire vai tranquillo. che si deve fare? Se i soldi c'erano, sono stati chiesti, non sono stati spesi, qualcuno si assumerà la responsabilità. Volendo, ma sai, in politica le responsabilità non esistono, però è così perché ci sono tutte le legislazioni con cui della protezione civile. Quindi qualcuno non ha portato avanti questo discorso. Ormai è una questione qui molto complicata, ma è diventata veramente complicatissima, che va ripresa proprio di sana pianta. Perché è anche difficile trovare, è difficile tornare dallo Stato e dire guardate, noi abbiamo interrotto il finanziamento e ricominciamo tutto da capo. Vanno trovate effettivamente altre strade, ma casomai non facciamo una solita commissione per noi consiglieri che tanto non serve a niente. Effettivamente c'è un comitato tecnico che dà le indicazioni, diciamo, degli interventi necessari per il consolidamento e dopo da lì si parte per fare altre cose. Un chiarimento sui 2.100.000 euro che viene definito, quello è il risultato dell'amministrazione e è costituito dai residui e dal fondo vincolato. I residui non sono avanzi che possono essere utilizzati. Con la nuova normativa sono cifre esigibili che vanno trasferite al bilancio successivo perché è già commessa la spesa. Il fondo pluriennale vincolato sono tutti quei fondi a destinazione vincolata, cioè quelli che derivano già con il vincolo, finanziamenti regionali, dello Stato, di altri enti che già hanno il titolo. Quindi per chiarezza sia i residui che il fondo pluriennale hanno già una destinazione. Cioè non sono liberi, il residuo non è un avanzo, è un qualcosa di esigibile da parte delle ditte nell'anno successivo rispetto all'impegno assunto. Comunque, una battuta mia in consiglio che diceva anche ora al segretario che mi diceva che non si può organizzare attraverso soldi della comunità europea, ma se sono le bande intervengono, no? Io ho sempre detto, ma se qui mi arriva il Robin Feder di turno e mi dice io lo voglio, ma io lo do subito, perché se lo metto a punto gli si regala, perché messo a punto gli si regala, è comunque una premessa che vale questo. Ma siamo disposti anche a questo, ma ti dico, in questo momento io credo che noi non sapremo che farci. Noi non sapremo che farci il palazzo in quel modo, tra l'altro dicevo anche se ma anche le destinazioni d'uso. Oggi ogni volta che tu chiedi soldi all'Unione Europea ti dicono quanto noi ci danno, quanto voi ci contribuite, come viene utilizzato questo locale, che cosa produce questo locale, quanti in termini post-occupazionali di lavoro sta produrendo, perché se non c'è un quadro che dà un risultato di questo tipo, i soldi non ti vengono dati. Che ci mettiamo le pelletterie, si dice mi assumono, però vanno lì, vengono tutte 50 persone, non abbiamo nemmeno un discorso di questo genere. I soldi si possono spendere, questo è l'Unione Europea, se danno produttività. Cosa ci produce costantemente il Palazzo del Monte? Questo è il problema, no? Qual è la produttività? Ammesso che stamattina il comune Carcagnano trovi 15 milioni e lo fa, cosa mi produce questo Palazzo del Monte? Cioè da un punto di vista di lavoro, di imprenditorialità, questo è il problema. Ma ripensato tutta questa cosa, no? Quindi va visto o si fa attraverso questa vendita eccetera. Io ho avuto l'esperienza a San Michele al Sessano, qualcuno si fa vedere su internet lo vede, è un paese appena tra Lazio e Abruzzo, è venuto un ebreo, l'ha comprato tutto
che ci ha fatto un albergo diffuso, ma se l'è comprato tutto, ma ha comprato proprio tutto il paesettino, con sindaco dentro. Erano questi di 250 abitanti, ma veramente con consigliere comunali, un sindaco e dei consiglieri comunali. E ha comprato tutto e ci ha fatto bisogna trovare della cultura. Se viene Berlusconi, glielo vendiamo, glielo richiamiamo, lo chiamiamo, anche a Berlusconi glielo chiamiamo. Noi invece chiamare i medici perché Non vuole, questo è il problema, no? Se anche gli imprenditori non sanno che farci, vogliamo sentire tutti, noi lo vogliono. Cioè, quante volte è uscito fuori faremo la cosa dell'alta moda, delle biglietterie, sta roba? C'è stata la Fendi negli anni, la Fendi non era un personaggio qualsiasi, no? Fendi l'ha fatta a Roma. Oh, ma l'ha fatta a Roma, perché l'ha fatta a Pier Castagnani. Palazzo un po' a Pier Castagnani, anche se fatto da Pignolo, questo è il problema. Il discorso comunque ha cominciato che le Ma non è finito il discorso, non abbiamo più messe per il Palazzo del Buon del Monte, per esempio la sicurezza, poi non sono state utilizzate, sono finite nei residui. Vuol dire che non è stato speso. No, ma c'è già la destinazione. Sarà fatta. Quella sicurezza Perché questa si riferisce alla manutenzione. È la manutenzione. Quella si riferisce alla manutenzione annuale delle impalcature, che sono circa 25.000 euro all'anno di controllo di tutte le bullonerie, di tutti gli impalcati, per tenere in sicurezza tutta quella cosa. Allora è finito nei residui. E quindi è finito nei residui perché c'è la ditta che fa le revisioni e che quindi è già esigibile quel credito. Il residuo con la nuova armonizzazione è esigibile perché è già spesa commessa. Va bene, chi approva? Io non stengo. Un astenuto, favorevoli, due contrari. La vita che ha annunciato come contrario è un valido. La motivazione favorevoli e 2 contrari. Sì, immediata esecutività della delibera che approva in regione presso un bilancio per persone avanti dell'amministrazione. Nel nome. Questa delibera si riferisce essenzialmente a quella che avevamo accennato prima, l'utilizzazione dei 172.000 euro di questo avanzo per la realizzazione del progetto della scuola media. Poi c'è anche qualche altro piccolo aggiustamento, ma di pochissimo, sono aggiustamenti tecnici. Quindi queste 172.000 euro provengono da solo quelli in più rispetto a quelli che possiamo adottare, perché lo Stato sulla base di questo progetto ci ha autorizzato a spendere. Quindi ce ne abbiamo 250 che è il limite massimo di utilizzo di quello che abbiamo degli 800. A questo ci aggiungiamo 172 perché c'è questa autorizzazione particolare che va utilizzata nell'anno, quindi questo ha dei vincoli che se non la utilizziamo secondo le regole dello sblocco entriamo in penalizzazione, anche gli anni successivi non possiamo chiedere autorizzazioni per questa utilizzazione. Prova un'unanimità. Artificio di eseguibilità. sì, immediata esecutività anche questo. Un'unanimità. Allora, quarto punto dell'ordine del giorno, variazione di bilancio numero 2 del decreto comunale 39/2018. Questa è l'approvazione
della deliberazione di giunta dell'aprile, con la quale veniva fatta la prima variazione al bilancio per tutta una serie di piccoli interventi. Si riferisce alla parte, piccole cifre, di cui uno storno della festa del patrono, uno storno delle iniziative culturali, degli eventi estivi, c'è una variazione per quanto riguarda il pagamento della pubblica illuminazione, che questa deriva dal fatto che, forse la più significativa, nel progetto di efficientamento energetico fu fatta la società che ha preso l'appalto paga anche le bollette dell'ENI. È stata fatta la variazione dei contratti di bollettazione. Per un disguido da parte della società non è stata accettata a dicembre la variazione, quindi le bollette sono tornate nuovamente i contratti a carico del comune. Quindi questo che vuol dire che 10.700 euro le riprendiamo da quello che era il canone che avremmo dovuto dare alla società Terme Energia, le prendiamo noi e ci paghiamo le bollette invece loro. Poi sono state fatte nuovamente le variazioni sperando che vadano a buon fine, quindi dopodiché noi non avremo più questo tipo di pagamento per chi è nel canone del progetto di efficientamento energetico. Ma sembra di capire che la Terme Energia non ha pagato alcune bollette che ora l'ENE richiede al comune. Sì, non ha pagato perché non gli ha accettato la variazione contrattuale. Quindi noi pensavamo che fosse tutto a posto, non accettando il contratto, le bollette sono tornate a noi, abbiamo ripreso i soldi e ci paghiamo Hanno preso i soldi da terra. dal capitolo dei canoni di energia. Chi approva? 9 favorevoli. No, 10 favorevoli. No. Favorevoli. E 2 contrari. 2 contrari. Immediato di verità c'è su questa lista? Sì. Immediata esecutività. Immediata esecutività. Punto 5. Punto 5, autorizzazione alla vendita dell'unità comunale, rinuncia al diritto di federazione, ormai questi ogni tanto arrivano di questi che sono le vecchie autorizzazioni. Sono le case popolari ormai della leggi, 67. come si è data uno, poi non è che si può. Ma quale potrebbe essere l'interesse del Poi comune? il comune Vediamo il sindaco. sembra di no. No, potrebbe non parlare. Potrebbe essere l'interesse del comune. Non dipende dai costi, dipende da oggi con il settore immobiliare. Quindi abbiamo già discusso questa cosa, nessuno senta nel merito. Potrebbe essere interesse del comune, è stata prassi sempre, eccetera, Per e tempo che fate l'Accademia, mesi in si commissione. intende dire che l'Accademia potrebbe essere interesse del comune, perché in realtà è che dovrebbe esercitare contro il cittadino. Potrebbe essere l'interesse del comune per turismo. Io dico che ormai c'è fatto, e ciò che è fatto e bisognerà tirare avanti. Però secondo me un esame anche di chi potrebbe, cioè non approfittarsi del cittadino, no, ma potrebbero essere dei casi in cui è giusto farlo per queste deficienze. Ma ci potrebbero essere dei casi, non saranno mai diversi, di speculazione, perché se uno è ricco, rivende, quello rivende, mi sembra che sarebbe più giusto che l'acquisisse il comune per la semplice ragione che se gli porta poco poi lo dà magari a delle persone che non hanno motivo dove andare e ce l'abbiamo nel comune, perché noi abbiamo anche queste esigenze. Noi abbiamo dall'assistenza sociale la richiesta per dare, ho capito, non sempre sono veramente,
ma questa è abitata. Questa sì. Ho fatto un tocco La ragazza non sto parlando del caso specifico, ho detto della generalità. Ci può essere anche l'eccezione che uno rileva una casa di cui magari ce n'ha già 20 appartamenti, rileva eccetera, sarebbe dice no, ma là preferisco prendere io come comune a poco prezzo, che mi serve perché volevo evidenziare che nel comune che a Catania c'è gente, assistenti sociali, che chiedono l'alloggio per persone che non sanno più come andare avanti. Questo è trova il sistema di sistemare quei 6 appartamenti che sono dell'adeguato. e anche quelli non ci si fa nulla perché è andato in fallimento. Abbiamo chiesto anche come comune, per esempio, anticipare i soldi noi. Abbiamo chiesto di anticipare i soldi come comune, completare i benefici con i soldi delle aziende in maniera tale da essere proprio in condizioni di tutti, no? Perché la causa è in corso e quindi finché non è finita la causa, la 6 dove entra, come si chiama? Da 5 anni. La casa assolutamente può fare il titolo. E stanno marcello, sono pericolosi e tutto quelle. Io però farei una definizione legale circa il fatto che se esiste un certo gente sulla la mettiamo se non esiste. E poi di fa anche contro il tribunale azione di azione di pubblica. Guarda che non è il tribunale che lo decide, non è solo il suo giudice, perché se no sarebbe passato. bene, grazie. La votazione, no, non si vede. C'è unanimità. All'unanimità, grazie. Anche questa è un'indicata possibilità quando è contratto. Grazie, buonasera. Grazie.